Buongiorno a tutti voi telespettatori, inizia la primavera, inizia puntuale anche il nostro appuntamento quotidiano con l'informazione di Focus TG. Ben ritrovati da Alex Giuliano e Sharon Di Carlo. E allora anche oggi vi terremo informati, siamo in diretta e lo saremo fino alle 13:30 con tutte le notizie più importanti del Veneto, dal Veneto. Tanti servizi, tanti collegamenti, un ospite in studio. Ma Sharon, io inizierei con la cronaca. Sì, è morta Samantha Dinca, la trentenne di Feltre, in coma vegetativo da più di un anno. È stata sottoposta infatti a sedazione profonda con il via libera del padre, ovviamente autorizzato a sospendere le cure. Vediamo il servizio. Si è spenta senza soffrire, come una candela. Le poche parole di mamma Genzianella e papà Giorgio, che erano accanto alla loro Samantha, alla residenza Gaggialante di Belluno, nel momento in cui il suo fragile petto ha smesso di muoversi. Il calvario della trentenne di Feltre è durato più di un anno, da quando una banale caduta in casa la portò in coma e a quel terribile stato vegetativo che ha spinto la famiglia Dinca a una lunga e dolorosa battaglia legale per rivendicare il diritto del percorso di fine vita per la loro figlia. La convinzione della ragazza era sempre stata chiara. Se le fosse successo qualcosa, non avrebbe voluto essere tenuta in vita dalle macchine, una situazione che considerava inumana. E l'odissea legale durata mesi, con la famiglia affiancata dall'avvocato Davide Fant, era arrivata a una svolta a novembre, quando papà Giorgio, collegato online col Tribunale di Belluno, aveva prestato giuramento come tutore della figlia, con la facoltà quindi di prendere la decisione di staccare la spina in caso di aggravamento. Questo momento è arrivato negli ultimi giorni, un crollo fisico determinante che ha fatto iniziare il percorso per avviare la procedura di sospensione della PEG, l'alimentazione con il sondino e poi la sedazione profonda, per guidare Samantha nel suo ultimo viaggio, in pace e senza soffrire, sabato mattina. E adesso, Sharon, parliamo di una tragedia a Este, la tragedia del piccolo Mark Anthony, bambino di 8 anni che non ce l'ha fatta, la cardiomiopatia ha ucciso il piccolo Mark, che da mesi era in attesa di un trapianto di cuore. Era in attesa di trapianto da novembre, da quando per colpa del Covid aveva scoperto che il suo cuoricino era affetto da una cardiomiopatia dilattativa. Il dolore è entrato con prepotenza nella casa della famiglia del piccolo Mark Anthony Bosiak. Il bambino è morto a soli 8 anni a causa di questa patologia che colpisce il tessuto muscolare del cuore, che faticava così a pompare il sangue. I suoi genitori, Lydia e Anthony, avevano scoperto della malattia del figlio tra ottobre e novembre, quando il piccolo aveva accusato i primi sintomi del Covid. Poi erano subentrate le difficoltà respiratorie e in ospedale a Schiavonia i medici avevano suggerito una visita specialistica. Da qui la scoperta della cardiomiopatia. Mark Anthony era entrato subito in lista d'attesa per un trapianto, l'unica soluzione. La malattia però non ha lasciato il tempo e dopo 2 mesi di ricovero in ospedale il piccolo è morto, lasciando nel dolore i genitori, la sorella e i nonni. I funerali saranno celebrati con rito ortodosso nella chiesa di Saletto di Borgo Veneto, dove la famiglia Bosiak ha vissuto per molti anni prima di trasferirsi ad Este. E Alex, è stato un weekend nero per le strade padovane. Il bilancio del fine settimana infatti è di un morto e 10 feriti. 4 incidenti, uno dietro l'altro, il più grave nella notte di domenica, quando a perdere la vita lungo la strada 308 del Santo è stato Orazio Tagliaro, 66 anni, artigiano residente a Padova con la passione per la vela. L'uomo stava percorrendo la regionale quando, all'altezza dell'uscita di Cadoneghe, la sua auto è stata centrata da un altro veicolo che ha invaso la sua corsia di marcia. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ferite altre 4 persone, il padre e il figlio che viaggiavano nell'auto che ha invaso la corsia e 2 donne a bordo di un terzo veicolo rimasto coinvolto. La ricostruzione è affidata ai carabinieri. Una notte iniziata in modo tragico sulle strade dell'Alta Padovana. Erano le 22:30 di sabato quando a Piombino Dese 2 ragazze sono rimaste ferite nello scontro tra i loro veicoli avvenuto in via dei Busi. Nella primissima mattinata di domenica altri 2 incidenti anche in zona industriale a Padova, in viale della navigazione interna e lungo corso Australia, con 5 persone ferite, un 20enne in gravi condizioni. E
Insomma, notizie davvero drammatiche che hanno scosso la sensibilità, che hanno scosso l'opinione pubblica. Adesso cambiamo argomento, restiamo però a parlare di cronaca. Sharon, parliamo di incendi che nella scorsa notte hanno devastato i boschi della Marca Trevigiana. A Vedelago a fuoco il bosco dei Fontanassi, mentre a Borso del Grappa le fiamme hanno interessato, pensate, un'area di oltre 5.000 metri quadrati. Tornando a casa stamattina all'1:30 ho visto delle fiamme in mezzo ai campi e appena sono arrivato a casa ho subito chiamato i pompieri. È l'unica roba che ho fatto, ho aspettato, gli ho spiegato più o meno dove era situato l'incendio e ho aspettato che arrivassero e dopo li ho portati sul posto. Eccolo il posto, il bosco dei Fontanassi. Le fiamme avvistate da Riccardo Mason di ritorno da una serata, il primo a chiamare i soccorsi. L'incendio è divampato intorno all'1 in un'area estesa per circa 4.000 metri quadrati. Un'area incolta che questa mattina, dopo l'intervento tempestivo di diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Castelfranco, coadiuvate dai volontari della Protezione Civile Antincendio Boschivo, si presentava così. Sul posto all'alba il sindaco di Vedelago Cristina Andretta e il sindaco di Piombino Cesare Mason. Il primo cittadino di Vedelago è tornato sul posto anche in tarda mattinata. Sono tornata sul posto a verificare che tutto fosse a posto, visto il secondo intervento che hanno dovuto fare i vigili del fuoco nella mattinata, in tarda mattinata, proprio perché grazie a causa anzi delle condizioni atmosferiche alcune braci si stavano un po' riaccendendo e quindi rischiavano di rifar ripartire le fiamme. Il rogo, alimentato dalla siccità degli ultimi mesi, ha provocato danni ingenti alla vegetazione che insiste a Vedelago nella frazione di Casa Corba, un sito naturalistico importante per il territorio. Le fiamme si sono alzate nella notte dalle sorgenti del Sile e da lì il rogo ha preso forza bruciando la vegetazione. Nella stessa giornata altri 2 incendi sono scoppiati, uno a Cappella Maggiore in via Pradeforno, un altro a Borso del Grappa che ha interessato altri 5.000 metri quadrati di bosco ai piedi del massiccio del Grappa. Per l'emergenza impiegate diverse squadre dei Vigili del Fuoco e con le unità antincendi boschivi volontari della Protezione Civile con l'elicottero della Protezione Civile del Veneto. Il sindaco di Borso, Flavio Dallagnol, in via precauzionale aveva vietato il transito e il sorvolo del sito. Allarme è rientrato nel primo pomeriggio di domenica quando l'intera zona è stata bonificata. E ora ci spostiamo nel Vicentino, in particolare a Montebello, perché è stata scoperta una discarica a cielo aperto con 53 tonnellate di pneumatici abbandonati. Montebello Vicentino, una discarica a cielo aperto. Le Fiamme Gialle di Vicenza sequestrano un'area privata di 350 metri quadrati in cui giacciono tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, col rischio di sversamenti nocivi per l'ambiente. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, i responsabili del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata apparterrebbero alla stessa famiglia, vale a dire il rappresentante legale della società proprietaria dell'area adibita a discarica, costituita da un capannone industriale con area scoperta, e la proprietaria di un'officina che avrebbe materialmente prodotto i rifiuti speciali. Nell'area sono state trovate 53 tonnellate di pneumatici fuori uso, parabrezza di auto frantumati, oli esausti, pastiglie, freni, cerchioni in ferro di autoveicoli, batterie esauste per auto, materiale ferroso vario, solventi, il tutto a diretto contatto col terreno. E adesso ci spostiamo nel Padovano, continuiamo con la cronaca tentata, spaccata nella notte nel quartiere Arcella. I malviventi assaltano un negozio con un'auto. Colpo in via Tagliamento in zona Sacro Cuore a Padova. Sfondata la vetrina di questo negozio di bici con un'auto rubata a Noale, usata come ariete. Alle 3:40 di questa notte il botto, un furgoncino, era già pronto per caricare le bici. Fortunatamente solo 3 sono state rubate. Grazie ad un sistema di fissaggio installato dalla proprietà, la banda di malviventi non è riuscita a portarne via altre. L'antifurto ha rovinato i piani ai criminali, che sono soliti operare velocemente, arraffando la merce e caricandola su furgoncini.
Il sistema di fissaggio ha quindi tenuto, limitando i danni che però sono stati molti alla struttura del negozio. La vetrina è andata completamente in frantumi. Nell'impatto si sono inoltre danneggiate anche le bici esposte, oltre a caschi e materiale tecnico. Sul posto sono intervenute subito le volanti della polizia. Le indagini sono ancora in corso per cercare di identificare i ladri. Nella notte, inoltre, c'è stato un altro colpo, sempre in un negozio di bici a Cadoneghe. Torniamo a Vicenza, approvati in giunta nuovi progetti per i parchi della città. Parchi e giardini storici. Prosegue l'iter per il recupero delle 3 aree cittadine con i fondi del PNRR. Candidatura ai bandi per i finanziamenti dei progetti per la valorizzazione del giardino del Teatro Olimpico, il parco di Villa Guiccioli e il giardino Salvi. Sono 3 progetti molto importanti, molto impegnativi economicamente, perché Villa Guiccioli e i Giardini Salvi rispettivamente per 2 milioni di euro l'uno, con un restyling completo, rispettando quella che è la loro naturalezza ma riportandoli a uno splendore migliore, restituendo poi alla città, qualora fossero finanziati, come 2 parchi completamente nuovi. Gli investimenti previsti perseguiranno gli obiettivi di tutela della natura, della biodiversità e delle infrastrutture verdi. Ci ha raggiunti in studio il nostro ospite, ma non vi sveliamo chi è, lo scoprirete dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, sono le 12:12. Sharon, abbiamo lasciato un po' di suspense. Sì, un po' di suspense, però adesso vi svegliamo tutto. Adesso scopriamo chi è il nostro ospite, chiudiamo la pagina di cronaca, apriamo quella di attualità per parlare di rincaro delle materie prime, per parlare di agricoltura, per parlare di territorio, insieme a Pietro Guderzo, che è il presidente Coldiretti Bassano. Buongiorno Pietro. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, con Pietro Guderzo affronteremo tanti argomenti a partire proprio da un quadro generale. Presidente, facciamo una piccola fotografia di quelli che sono i rincari, di quella che è l'attuale situazione. Allora, che cosa sta venendo a costare di più? Quali sono i prodotti e i settori che stanno soffrendo maggiormente? Senz'altro da un paio di settimane, da quando è cominciata la guerra, il settore agricolo attraversa una fase un po', diciamo, per usare un eufemismo, una fase un po' difficile. Da un lato le nostre aziende hanno subito dei rincari. Come sappiamo tutti, il prezzo del gasolio è volato alle stelle. Per quel che riguarda il nostro settore abbiamo il problema concimi, non se ne trovano, sono aumentati, quei pochi che si trovano sono aumentati di un 170-180% e questo mette un po' a dura prova quella che è la sostenibilità delle aziende agricole. Per ovviare a questi problemi comunque abbiamo già in mente delle soluzioni, sia come associazione di categoria che come mondo agricolo in generale, che stiamo portando avanti. Da una parte, per quel che riguarda le energie, stiamo molto spingendo per l'attuazione di un programma di aiuti nel costruire impianti fotovoltaici sui tetti delle stalle e dei capannoni agricoli. Dall'altra parte abbiamo anche in mente di mettere in rete gli agricoltori per quello che riguarda la valorizzazione dei reflui zootecnici. Utilizzando questi possiamo da un lato produrre energia e biometano e dall'altro il digestato può essere riutilizzato nelle culture agricole in sostituzione del concime chimico che in questi momenti viene a mancare. Ecco, è importante che si parli anche proprio di soluzioni, perché insomma ne parliamo da diverso tempo, noi approfondiamo spesso l'argomento,
insomma, si parla di crisi, si parla di problemi, ma è importante anche iniziare a cercare, proporre delle soluzioni. Adesso chiedo alla regia di mandare in onda un servizio che poi andremo a commentare insieme con il nostro ospite, perché il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco ha parlato con noi di rincari, bollette alle stelle, venti di guerra, insomma una serie di congiunture che stanno mettendo in difficoltà l'agricoltura della Pedemontana. Facciamo un po' il punto della situazione. Cerchiamo di capire come e in che misura. Rincari, bollette alle stelle e venti di guerra alle porte dell'Europa stanno mettendo in seria difficoltà l'agricoltura della Pedemontana e del Veneto in generale. E c'è bisogno di tutti per superare questa situazione, anche della Regione. La Regione sta lavorando in questi mesi al nuovo PSR, che è il piano di sviluppo rurale, quindi stiamo parlando di fondi europei che arrivano nelle nostre regioni grazie anche a un finanziamento regionale e statale che permettono grandi investimenti nel settore primario. Regione e Consiglio Veneto stanno portando avanti strategie per uscire dai pantani di questo difficile momento storico. Dobbiamo dire che negli ultimi anni ci sono stati settori della nostra agricoltura, uno fra tutti insomma il vino, che ha avuto veramente una crescita importante su tutto il territorio regionale, ovviamente con anche insomma sviluppi importanti sull'economia del settore primario. Però oggi abbiamo dei settori che hanno bisogno di interventi fondamentali. Ecco qualche esempio. Penso a tutto il mondo della zootecnia, che sta vivendo veramente un momento difficile, al settore lattiero caseario, piuttosto che a tutti gli allevamenti di avicoli che sono stati fortemente colpiti dall'aviaria negli ultimi mesi. E questi sono settori che necessitano di interventi strutturali fondamentali per la loro sopravvivenza. I costi delle materie prime sono in crescita verticale, con danni inimmaginabili sul comparto, già sul medio termine. Basta guardare i valori di cosa costa oggi un quintale di soia, arrivato quasi a 68 centesimi, piuttosto che i 55 centesimi del grano, quindi stiamo parlando veramente di cifre importantissime, di numeri importanti che stanno mettendo veramente in seria difficoltà moltissimi allevamenti. Finco lancia l'allarme sui rischi che corrono in questo momento storico settori come quello dell'allevamento, fiore all'occhiello del Veneto a livello internazionale. Penso che sia dovere da parte della Regione veramente fare un programma di sviluppo rurale che nei prossimi anni vada ad aiutare in particolar modo tutto il settore legato all'allevamento, senza ovviamente dimenticare poi un altro settore che magari ne sentiamo meno parlare, che è il settore legato alle orticole e al florovivaismo. Eccoci, allora io avrei un'altra domanda per il Presidente. Chiederei, prima della guerra l'Ucraina era considerato il granaio d'Europa, ma non è sempre stato così? No, non è sempre stato così. Negli anni passati, soprattutto dal dopoguerra, il vero granaio d'Europa e d'Italia era il sud. Grazie alle favorevoli condizioni climatiche e anche a dei terreni adatti, era lì che si produceva quasi fino ad arrivare all'autosufficienza quello che serviva poi alle nostre stalle e ai nostri supermercati. Si produceva mais, grano, soia, tutti quei prodotti che adesso facciamo fatica a reperire o che reperiamo a prezzi davvero, davvero folli. Probabilmente, per come la pensiamo noi, da oggi in avanti bisogna cominciare a fare dei ragionamenti su accordi di filiera che vadano un attimo a recuperare questi prodotti, in modo tale che se ci si dovesse trovare in situazioni, speriamo che non accada più, ma se ci si dovesse trovare in situazioni così di emergenza, almeno di avere alla base una struttura solida di agricoltura che possa far fronte a questi avvenimenti che davvero scombussolano il mercato, scombussolano anche le famiglie che si trovano poi in difficoltà a riuscire a comprare prodotti sani e genuini ad un giusto prezzo. Ma possiamo dire che questa era una situazione che in qualche maniera si poteva evitare? Si poteva evitare, nel senso che, come sappiamo, l'agricoltura è diretta da una politica agricola comunitaria. Ecco, in questi anni probabilmente si è un po' persa quella che era la bussola. È importante tornare ad essere un po' più produttivi, ad avere una base strutturale di prodotti principali che sono soia, mais e grano, in modo tale appunto da non andare in difficoltà in momenti di crisi o di shock di mercato. Certo. Presidente, parliamo spesso anche delle eccellenze
del Veneto, insomma, per quello che riguarda la lavorazione, la produzione dei prodotti. Questi rincari, queste problematiche rischiano in che misura di mettere in difficoltà i piccoli produttori, i piccoli allevatori, che poi sono i custodi, lo sappiamo, insomma, della tradizione, dell'eccellenza, insomma, della particolarità anche di alcuni prodotti. Insomma, i piccoli produttori e i piccoli allevatori che cosa rischiano in concreto? Senz'altro, ricordiamo che tra l'altro l'Italia è un paese fondato sulla piccola impresa e senz'altro in questo periodo i piccoli agricoltori sono quelli che soffrono di più perché non hanno la forza commerciale per poter sopperire a questi momenti di shock di mercato. Ragionando insieme stiamo portando avanti dei ragionamenti di filiera. Il punto principale deve essere quello della valorizzazione del prodotto, qualsiasi esso sia, si parte dall'ortofrutta fino ad arrivare alla zootecnia, al latte, ai formaggi. L'importante è riuscire a dare un reddito che sia in grado di sostenere le piccole aziende agricole, che non a caso poi sono quelle che stanno nei territori più impervi e che fanno davvero un ruolo di custodi del territorio. Spesso, tante volte, quando facciamo le nostre toccate fuga nelle nostre colline, nei nostri monti, siamo abituati anche a fotografare questi bellissimi paesaggi. Sì. Pensare solo se mancassero i nostri agricoltori verrebbe a mancare anche tutto questo meraviglioso paesaggio che loro mantengono, tante volte anche solo per passione e per vederlo pulito. Quindi va riconosciuto. Stiamo facendo dei ragionamenti con la Regione, si parlava nel servizio di prima di PSR, bisogna spingere con quelle misure in modo tale da sostenere la piccola agricoltura, soprattutto nelle zone complicate. Quindi sostenere la piccola agricoltura ma anche valorizzare il prodotto italiano del territorio? Senz'altro valorizzare il prodotto italiano. Questo è un discorso forse un po' più complicato perché dal punto di vista commerciale spesso e volentieri ci sono delle logiche anche difficili da sostenere, soprattutto quando ti vai a confrontare con la grande industria o con la grande distribuzione. Dobbiamo in questo momento trovare una sorta anche di unità, probabilmente noi agricoltori. Dobbiamo avere la forza di valorizzare il nostro territorio, fare anche una promozione, insegnare alle persone quando vanno a fare la spesa a leggere l'etichetta, a riconoscere il vero prodotto italiano. Parlavamo prima di grano, quante volte sullo scaffale leggiamo 100% grano italiano e adesso senti alcune industrie che non hanno più la pasta perché in verità il grano lo compravano all'estero. Certo. Quindi da una parte serve una legislazione che tuteli davvero il Made in Italy e dall'altra faccia una lotta alla contraffazione. Quindi anche un'educazione al prodotto ci vuole. Senz'altro un'educazione. Noi come associazione di categoria è già da qualche anno che andiamo nelle scuole a insegnare agli studenti e ai bambini fin dalla tenera età a leggere le etichette perché un domani sono i consumatori di domani ed è importantissimo che abbiano già la conoscenza nel sapere quando comprano il prodotto ad avere appunto un acquisto consapevole in modo tale anche poi da aiutare tutta l'economia territoriale. Questo va a beneficio di tutti. Presidente, un'ultima domanda prima di salutarci. Adesso mettiamo un attimo da parte il discorso del rincaro dei costi non solo delle bollette ma delle materie prime. Chiudiamo parlando un attimino di siccità, delle problematiche insomma legate al periodo, insomma al clima e a quant'altro. Ci sono delle colture, delle coltivazioni, dei prodotti che rischiano un pochino di più di diciamo andare in sofferenza per quello che riguarda proprio il raccolto, la produzione in questo periodo, oppure non si registrano grossi problemi? No, diciamo che verrebbe da dire la battuta piove sul bagnato, anche se qui in verità di pioggia ne vediamo davvero poca. E le colture che soffrono di più sono quelle seminate in autunno, i cereali autunno-vernini. Adesso è un momento in cui tutti gli agricoltori sono in uno stato di tensione perché non capiscono bene qual è il momento adatto per seminare, perché hanno paura che questo secco perduri a lungo. E anche qui c'è da fare un ragionamento in ottica futura, quello del ruolo dei consorzi di bonifica, del ruolo della gestione delle acque. È importante pensare in un futuro avere dei bacini
che facciano da polmoni in modo tale da avere acqua nei periodi di siccità, e anche qui con i fondi del PNRR si sta ragionando ad alcune misure appunto per ovviare a questa situazione. Da una parte è importante sì avere risparmio idrico dove l'acqua già c'è, ma è altrettanto importante dove l'acqua manca e riuscire a portarla in modo tale poi anche da aumentare quelle che sono le rese di produzione, e si torna al discorso iniziale della mancanza di prodotto, e quindi questo è un ciclo che va a chiudersi. Certo. Sharon, io salutiamo il nostro ospite. Esatto, ringrazierei e saluterei il nostro ospite Pietro Guderzo, presidente Coldiretti Bassano. Grazie Presidente per essere stato in nostra compagnia. Torni presto a trovarci. Assolutamente, volentieri. La aspettiamo magari per commentare qualcosa qualche notizia migliore, insomma, non so, qualche dato più incoraggiante. Notizie positive. Insomma. Sì, dobbiamo essere speranzosi e propositivi. Certo, se riusciamo a portare a casa alcune misure di cui abbiamo parlato adesso, magari tra un anno ci troviamo qua con una situazione diversa. Speriamo anche un pochino prima, Alex. Speriamo anche prima. Speriamo un po' prima. Ma la natura è sui tempi, purtroppo, e dobbiamo seguire i tempi della natura. Su questo non si può intervenire, almeno insomma per il momento, giusto perché poi la tecnologia qua, i progressi insomma corrono veloci. Io direi, Sharon, di andare in pubblicità. Sì, qualche minuto di pubblicità, ci vediamo tra poco con ancora tantissime news. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in cerca di gli ultimi aggiornamenti di alcune notizie che vi proporremo fra poco, insomma non si smette mai di lavorare. No Alex, no. L'informazione corre veloce e noi restiamo al passo dell'informazione dando la parola in questo caso ai cittadini. Sì, perché l'argomento appunto dell'aumento dei prezzi preoccupa i cittadini e anche i bassanesi. Sentiamo. Altro che c'è un bel aumento, sì, ma è parecchio che ha cominciato tutto ad aumentare, non solo adesso. Che è aumentato di più, mi sembra la verdura, perché spendevo molto meno. La preoccupa questa situazione? Sì, perché le paghe non sono aumentate e neanche le pensioni. Veramente c'è da pensarci, da stare molto attenti. Ecco. Qual è il prodotto che è aumentato di più? Che è aumentato, pane, pasta, è un po' tutto insomma. Bisogna stare proprio all'occhio. Frutta e verdura poi stanno diventando un lusso. Sono aumentati senz'altro, sì. Che cosa secondo lei è aumentato di più? Prima di tutto penso farinacci, quella roba, la pasta, al supermercato così, quello sì. Aumenta tutto, solo le pensioni, guardi, non aumentano, quello stia tranquilla. Si mangia le cose prodotte in zona nostra, naturalmente queste hanno il prezzo fermo. Cosa consiglia di comprare allora in questo momento? Quello che dicono tutti, le cose di stagione, perché naturalmente se cerchiamo le zucchine a dicembre non si può pagarla come a agosto, per dire a agosto magari te le regalano, a dicembre si pagano, è una cosa normale. E devo dire la verità che qui è carissimo tutto, molto di più da dove abito io, nella mia regione. Io arrivo dall'Abruzzo, però sono toscana e i prezzi qui non sono alla mia portata, ecco. Alex, da aumenti ad altri aumenti, abbiamo parlato prima dell'agricoltura, ma adesso di cosa parliamo? Parliamo del caro carburanti, anche qui una situazione delicata perché vi abbiamo raccontato fatti di cronaca di alcune speculazioni fatte da certi benzinai, insomma, che hanno rincarato ulteriormente sul prezzo già aumentato del carburante. Una situazione che sta mettendo in grande difficoltà, quella del rincaro appunto dei prezzi di benzina, gasolio e quant'altro, sta mettendo in grande difficoltà il mondo dei trasporti, il mondo del lavoro. Adesso però spostiamoci nel Trevigiano, Sharon, per parlare proprio di speculazioni sui prezzi e insomma dando la parola direttamente ai benzinai. Quando un cliente va su una pompa dove c'è il gestore che serve, con 22 centesimi di differenza rispetto al fai da te, al gestore vanno 2 centesimi e mezzo, la media, allo Stato 3,7, quindi lavoro gratis per lo Stato, e 15,8 centesimi alla compagnia petrolifera. Questa è definita da noi una rapina.
2 centesimi per il lavoro al servito più 3,5 centesimi per litro è il margine. È quello che resta in tasca ai gestori di pompe di benzina, presi di mira soprattutto in quest'ultimo periodo dai contribuenti per il rialzo dei prezzi alla pompa. Ma proprio dal Trevigiano, provincia in cui nacquero di fatto le pompe bianche, si leva la protesta di una categoria che, oltre ad incassare per conto dello Stato i soldi delle accise, si trova anche a doverci pagare le commissioni per le carte di credito, che incidono, racconta Moreno Parin, in maniera pesante. L'accisa gestore prima le paga il gestore delle accise e poi le incassa ai clienti, che ci consideri che ci faccia parte di queste accise sulle quali noi paghiamo le commissioni per le carte di credito. Chiediamo praticamente che ci sia un margine prolito che consenta al gestore di vivere in modo dignitoso e non di pensare come molti chiudo e cambio mestiere. In provincia di Treviso gli impianti sono ad oggi 315, 167 a marchio, 148 le pompe bianche. Per il marchio Kuwait, ad esempio, gli impianti sono 41, ma soltanto 6 sono pompe gestite direttamente. Non specula il gestore. Diciamo che, fra virgolette, è una vittima come gli altri. Molte compagnie addirittura levano il gestore dall'incombenza di fare il prezzo e da remoto modificano il prezzo in tempo reale. A fare le quotazioni è il Platts, che dà la media del valore del prodotto scambiato nella giornata precedente, ma il prezzo di vendita sono le compagnie a determinarlo. La media del quasi tutto il 2002 era di 46 centesimi al litro il valore Platts, sì. E siamo arrivati praticamente a 1,10 euro di valore, senza che mancasse il prodotto e senza che ci fossero interventi o motivazioni di aumento del costo del trasporto, della raffinazione e tutto quello che ne consegue. Quindi questa è la speculazione vera e propria, sulla quale devono andare a indagare. E a proposito di carburanti, sono stati sequestrati nel biennio 750.000 litri di gasolio e benzina di contrabbando. La commercializzazione di prodotti petroliferi, carburanti ed energetici nel mirino della Guardia di Finanza. La guerra in Ucraina e la pandemia da Covid hanno fatto sì che questo particolare settore diventasse un polo attrattivo per la criminalità organizzata e non, come fonte di investimento di guadagni illeciti. Un settore particolarmente remunerativo e caratterizzato soprattutto negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo, da crescenti condotte illecite, soprattutto per quanto riguarda l'omesso versamento di IVA e ovviamente l'imposta sulle accise che contraddistingue questi particolari prodotti. Sono scattati quindi una serie di controlli mirati per stroncare il contrabbando, accertamenti che hanno interessato l'intera filiera commerciale dai depositi di stoccaggio fino ai distributori in strada. Le nostre attività investigative di controllo sul territorio hanno fatto sì che nell'ultimo biennio oltre 750.000 litri di gasolio e benzina di contrabbando siano state poste a sequestro, così come anche sostanzialmente anche i mezzi utilizzati per l'illecito trasporto. Oltre 35 persone sono state segnalate per il reato di sottrazione al pagamento delle imposte sulle accise e i mezzi utilizzati per l'illecito trasporto sono stati sequestrati e confiscati. Dal proseguo dell'attività investigativa ovviamente si è accertata l'imposta che è stata sottratta al pagamento, quantificata in circa 2 milioni. I controlli continueranno, controlli che verranno intensificati soprattutto sulle tratte autostradali principali che collegano il nostro paese con la tratta balcanica dove si snoda il traffico in ingresso. Ci spostiamo adesso nel Padovano, a Campodoro per l'esattezza, perché anche lì il caro bollette e l'emergenza umanitaria stanno mettendo in difficoltà l'amministrazione comunale, ma non solo, è un problema che riguarda tutti, sono soluzioni che necessitano di appunto avere un intervento, un supporto da parte delle istituzioni e non solo. Dicevamo, caro bollette ed emergenza profughi tra i maggiori problemi che le amministrazioni locali si trovano ad affrontare in questo periodo. A Campodoro si pensa di razionare anche l'illuminazione pubblica.
Stiamo valutando sull'illuminazione pubblica e adesso vediamo di cercare di rimodulare. Per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie, noi siamo a disposizione, come siamo sempre stati a disposizione anche durante il periodo più importante del Covid, anche se voglio dire il Covid purtroppo non è ancora finito. Per quanto riguarda appunto le famiglie in difficoltà, possono tranquillamente venire attraverso l'assistente sociale, noi siamo a disposizione nel dare supporto. Queste le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale di Campodoro per cercare di attenuare gli effetti della crisi energetica che stiamo vivendo. Noi a Campodoro fortunatamente abbiamo fatto degli accertamenti IMU e siamo riusciti in qualche modo a salvare il bilancio, quindi abbiamo disponibilità per affrontare questa crisi. Sinceramente non so come altri comuni, altri colleghi facciano per risolvere questa situazione, che è indubbiamente una situazione che pesa in maniera veramente importante nei bilanci comunali. Oltre alla crisi energetica c'è anche la crisi umanitaria legata alla guerra in Ucraina. L'amministrazione comunale si dice pronta ad accogliere. Noi abbiamo 3 persone che hanno dato disponibilità, sono 3 privati, adesso li abbiamo messi in contatto con i centri CAS e dopo faranno tutta la trafila che serve. Insomma, siamo ben lieti di ospitare questi profughi e faremo tutto il possibile per dare una mano anche ai privati, chiaramente. E ora cambiamo pagina e direi, Alex, di aggiornare i nostri telespettatori con i numeri del Covid. Assolutamente, l'epidemia va avanti, dobbiamo sempre mantenere alta l'allerta, anche se il virus ormai abbiamo iniziato e imparato a conoscerlo, è in una forma più leggera rispetto alla forma aggressiva del 2020, però detto questo andiamo velocemente a vedere il report di Azienda Zero. Piccola premessa, come sempre, sapete che i dati del lunedì vanno presi un attimo con le pinze, vanno contestualizzati perché c'è di mezzo il weekend, quindi sono dati non completi al 100%. Velocemente il delta dei nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore fa segnare un quasi più 2000, più 1938 nuovi positivi in Veneto. Gli attualmente positivi in Veneto sono oltre 66.000, se vi ricordate, non più tardi di una decina di giorni fa commentavamo numeri al di sotto dei 50.000, quindi c'è stata un'impennata, c'è stata una crescita. Non si ferma, Alex, non si ferma. Però andiamo a vedere, Sharon, altri 2 numeri importanti, quelli delle ospedalizzazioni in area non critica e delle terapie intensive, quindi ricoveri e terapie intensive. Anche qui purtroppo numeri in crescita, più 19 ricoveri in area non critica, più una terapia intensiva. Ahimè, commentiamo sempre con grande difficoltà questo dato, quello dei 4 decessi che si sono riscontrati nelle ultime 24 ore causa Covid. E come diciamo sempre, non vediamo l'ora di leggere lo zero. Questa è la speranza, l'obiettivo di tutti noi. Adesso, Sharon, direi di andare in pubblicità. Ci vediamo tra poco con ancora tante news. A fra poco. Ma con me, come dicevamo, c'è la... 12:43, bentornati in diretta col nostro Focus TG e ci spostiamo a Venezia perché polemica, Alex, tra i ristoratori veneziani sull'obbligatorietà del Green Pass al chiuso soltanto per gli italiani e prevista solo per il mese di aprile. Vediamo il servizio. Vediamo. C'è un ulteriore paradosso magari da chiarire a tutti, no? Che dal 1° di aprile sarà necessario l'esibizione del Green Pass all'interno solo per gli italiani, invece per gli stranieri no, e questo secondo me non è giusto. Tensione alle stelle tra gli oltre 400 ristoratori e baristi del centro storico e della città metropolitana di Venezia e Rovigo. Al centro del contendere l'obbligatorietà del Green Pass nei locali al chiuso dal prossimo 1° aprile soltanto per gli italiani e non per i turisti di nazionalità straniera. Come facciamo a capire se uno è italiano, uno non è italiano? Ci sono tantissimi turisti dall'Europa che parlano benissimo l'italiano e fai capire, a capire questa differenza.
Confesercenti Venezia lancia l'allarme, oltre il 40% dei turisti alloggia in strutture ricettive extra alberghiere e bar e ristoranti sono servizi essenziali del soggiorno. Imporre questo impegno per altri 30 giorni ai gestori dei locali, penalizzati dall'aumento esorbitante dei costi dell'energia e delle materie prime alimentari, con la Pasqua alle porte, non ha più alcuna giustificazione, dicono. Perciò noi riteniamo opportuno di prendere in considerazione il nostro appello, che è un appello trasversale di tutto il mondo produttivo, di tutte le attività economiche, di tutte le associazioni di categoria, di eliminare l'esibizione del certificato verde anche negli ambienti chiusi. Certo, questo se non sarà preso in considerazione comporterà delle conseguenze dirette, soprattutto sulle attività economiche che sono già penalizzate. E a proposito di addio al Green Pass, Sharon, di allentamento delle restrizioni e anche di quello che sarà poi l'addio alla mascherina, sia come lo è già all'aperto che al chiuso, noi siamo andati a Treviso con la nostra collega Erinda Chitezza a tastare un pochino l'umore dei trevigiani su queste novità. Vediamo. Sinceramente penso che ci sono dei grandi problemi, Green Pass, non Green Pass. Parlavo con un mio amico, sinceramente non è più, ci tocca di più la guerra. Sì, giusto, perché ormai siamo giù, un po' giù, ma non sono certo ancora, perché si legge sul giornale che riprende comunque ho fretta. Quindi pensa lei che ritorneranno magari i contagi a risalire? Ma spero proprio di no, spero. Dovremo comunque riprendere, spero nella coscienza dei cittadini di capire che il Green Pass è un strumento che aiuta per contenere questa pandemia e speriamo bene. L'importante è evitare di ritrovarsi poi nuovamente con delle problematiche. Se attualmente comunque il livello attuale della problematica sanitaria è abbastanza lieve, che è curabile tranquillamente in poco tempo nelle abitazioni, diciamo che non si può continuare a rinchiudere le persone. E se uno ha seguito le regole fino ad ora, seguendo anche le vaccinazioni, sicuramente sarà protetto e questa cosa non muterà. Quindi siamo assolutamente a favore di questo. Lei che cosa ne pensa? La stessa cosa che pensa lei. Quindi è d'accordo, come ha vissuto la pandemia questi anni? In casa come tutti e seguendo le regole. Adesso mi vede senza mascherina, ma perché comunque sono vicino a lei e sono abbastanza tranquilla e lontana da altre persone. Speriamo che portino alla rivoluzione a Treviso, alla voglia di ribellarsi, alla voglia di stare all'aria aperta, alla voglia socializzare anche. Socializzare, bravissima, perché siamo chiusi in casa. Finalmente. Era ora, abbiamo bisogno di un po' di tranquillità. Io direi che siamo più sul discorso della convivenza, non tanto sulla vincita. Vincere un virus è qualcosa che aumenta la nostra vanità, in questo momento non è il caso. Convivenza, una convivenza. E ora da Treviso ci spostiamo a Padova perché parliamo di un bando appunto del comune di Padova per abbellire dei negozi e esercizi pubblici. Sono stati erogati, pensate, più di 560.000 euro di contributi. 560.000 euro di rimborso spese a 177 piccole attività di commercio, ristorazione e servizi del territorio. Il bando di Palazzo Moroni per il loro abbellimento è stato un successo. Copriva metà delle spese sostenute, con un tetto di 5.000 euro, per acquistare nuove tende esterne, nuovi arredi, saracinesche, insegne e vetrine. Interventi privati che riguardano però tutta la città, il suo decoro e l'ambiente, con reciproca soddisfazione di Comune e Camera di Commercio. Sistemata la facciata, dal 1° aprile però per una parte di commercianti torna un conto da pagare, la tassa sui plateatici, la cui esenzione scade a fine mese. Tanti i nuovi tavolini all'aperto spuntati come funghi durante la pandemia. Il Comune, d'accordo con la soprintendenza, vuole mantenerli. Martedì con le associazioni di categoria definiremo le modalità per andare avanti in questa direzione e capiamo anche l'aspetto della esenzione che non ci sarà più, non è più garantita dallo Stato, come poter andare comunque incontro ai pubblici esercizi in questo momento di ripartenza con delle incognite, ma anche con tanti progetti come questo presentato oggi che vanno proprio nella direzione di sostenere le piccole attività che sono preziose per la città di Padova.
E allora, Sharon, spesso si dice che la politica sia distante dai problemi dei cittadini. Ebbene, per far fronte anche alle esigenze dei cittadini, dei commercianti, delle famiglie, per dare una mano concreta per questa emergenza economica e non solo, nasce l'intergruppo parlamentare dei sindaci su iniziativa dell'onorevole Germano Racchella. È un'opportunità, un'occasione di confronto per raccogliere la voce del territorio e portarla direttamente a Roma. Vediamo. Una novità importante per avvicinare la politica ai cittadini. Nasce su iniziativa dell'onorevole Germano Racchella l'intergruppo parlamentare dei sindaci, un'occasione di confronto fra tutti coloro che, oltre ad essere parlamentari, ricoprono anche il ruolo di primo cittadino. Al centro delle discussioni e delle iniziative ci sarà il territorio. Ho creato l'intergruppo parlamentare dei sindaci per portare per davvero la voce di tutti gli amministratori all'interno di Montecitorio e all'interno del Senato. Questo perché abbiamo visto che molte volte molte tematiche con emendamenti o con proposte di legge o piuttosto con interrogazioni vengono percepite ma non vengono attuate. Inizieremo a trattare quelle tematiche che veramente toccano tutte le famiglie, tutte le aziende, tutti i territori. È un contatto immediato. Infatti i miei colleghi della Lega che sono a Roma hanno tutti aderito, partendo dall'onorevole Alberto Stefani, da Mirko Ballo e dall'Arianna Lazzarini e altri, e dunque partiremo a testa bassa, ma veramente nel provare a portare la voce del territorio all'interno dei palazzi. E parlando di territorio, l'onorevole Racchella stila già una prima lista di tematiche su cui intervenire. Naturalmente la priorità immediata sarà quello di rivedere il PNRR, soprattutto l'indice di vulnerabilità, dopodiché passeremo alla problematica annosa del caro energia e un problema molto sentito dagli enti locali che è quello del segretario comunale. Ce ne sono sempre meno. Alex, tra un po' è Pasqua. Tra un po' è Pasqua, insomma. Era il primo momento utile, no, per le famiglie per viaggiare, ovviamente prima della pandemia. Vediamo che cosa è cambiato. Ha qualche viaggio in programma per Pasqua? No, per Pasqua no, però un po' prima di Pasqua vado in Sudafrica, vado a trovare mia zia, dal 21 al 30 marzo. Quando è Pasqua? Aprile. Lavoro, io lavoro in casa di riposo, quindi il 90% sono di lavoro. Non ho programmato nulla. Nessuna vacanza comunque fuori, rimarrà in Italia? Sì, sicuramente sì. Per Pasqua no, dopo Pasqua. Dove va? Sharm el Sheikh. Forse. Non ho programmi, probabilmente starò a casa. Quindi nessun tipo di viaggio a Pasqua quest'anno? No, decisamente no. Non sappiamo. Nessun viaggio in programma comunque? No, al momento no. Famiglia e basta. Io sicuramente lavorerò. In famiglia comunque. Sì, niente, me ne pure io. Cosa farà a Pasqua? Ha qualche programma, qualche viaggio in programma? No, la passo con la mia famiglia perché ho una nipotina di 3 mesi, per cui quest'anno rimango lì. Però prima mi faccio una settimana a Ischia. Ah, Sharon, eri tu che interrogavi i bassanesi in questo caso su che cosa hanno intenzione di fare per Pasqua. A questo punto te la faccio io la domanda: dove vai di bello? Io lavoro, Alex, tu? Tecnicamente dovrei lavorare anch'io, quindi insomma ci troverete qua. Ci troverete qui, anche perché insomma l'informazione non si ferma. Ma a proposito di turismo, uno dei consigli, insomma, una delle possibili soluzioni per chi magari è qui del territorio e si vuole concedere anche solo così un pomeriggio, insomma, di svago, di relax, perché non andare a Cittadella? Non lo dico io, lo dice il sindaco della città murata, che nel servizio che fra poco vi proporremo parla appunto di ripresa del turismo. Noi sappiamo che Cittadella valorizza tanto, insomma, le attività artigianali, le eccellenze del centro storico. Bene, l'obiettivo è quello di far conoscere Cittadella a tutto il mondo. Quello che Cittadella sta facendo, sta cercando di fare, diciamo, dal 2020, no, anno in cui abbiamo festeggiato i nostri 800 anni, ma che purtroppo verrà ricordato per tutt'altra cosa, noi abbiamo cercato di uscire dai confini provinciali e addirittura regionali per far conoscere Cittadella sempre più, insomma, in Italia, in Europa, ma anche nel mondo.
Questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Cittadella, far conoscere la città attraverso la bellezza e la storia della cinta muraria, dei palazzi antichi e musei, oltremare e oltreconfine. Le nostre mura prima della pandemia ospitavano circa 90.000 turisti che arrivavano da tutte le parti del mondo, dal Giappone, Australia, fino a passare Sud America, Nord America. La parte del leone naturalmente la fanno gli europei con i tedeschi in prima linea. E piano piano ecco tornare i turisti da fuori Europa. Gli ultimi dati che ho visto che qualche turista neozelandese, quindi dall'altra parte del mondo. E a proposito di itinerari, Alex, ci spostiamo in Val Brenta dove si guarda con positività alla nuova stagione. La Val Brenta aspetta fiduciosa la bella stagione che porta con sé l'arrivo dei turisti. Durante il periodo invernale l'afflusso in valle è limitato, anche se quest'anno le condizioni meteo sono state particolarmente favorevoli per gli speleo sub. Sono arrivati da tutta Europa e hanno esplorato tutte le nostre cavità, che sono quelle dei Fontanazzi di Solagna, il Subiolo a Vastagna e qui alle Grotte di Oliero. Abbiamo avuto parecchi visitatori, diciamo, speleo subacquei. Il fiume Brenta, gli itinerari naturalistici e culturali, la ciclopista, le Grotte di Oliero, ma non solo. Sport e natura in Val Brenta, un territorio ricco di opportunità, anche se ci sono delle ombre sulla prossima stagione. Lo guardiamo con fiducia ma con tanta speranza, visto anche il periodo che abbiamo vissuto storico. Tenendo presente che sono 6 mesi che non piove, non c'è neve in montagna, dunque il fiume è completamente secco. C'è il rischio di una centrale idroelettrica a Vastagna che porta via gran parte di acqua sul fiume, dunque non sarà più praticabile l'attività. C'è anche il rischio che inizi a piovere tanto che ci impedisca di fare l'attività. E le Grotte di Oliero si stanno preparando alla riapertura che sarà il 2 aprile e questo sarà un anno particolare. Il 2 aprile apriamo le Grotte di Oliero e il 30 facciamo la presentazione del bicentenario della scoperta delle Grotte di Oliero e tutta la comunità sarà attiva per festeggiare e promuovere questo evento. Alex, leggiamo una notizia dell'ultimo minuto perché c'è stato un incendio in località Stoccaredo a Gaglio, appunto provincia di Vicenza. Sono stati attivati volontari della protezione civile, antincendio boschivo di Lugo ed Enego. A breve interverrà anche l'elicottero della protezione civile appunto della regione. Eh sì, è una notizia di qualche minuto fa, quindi insomma immaginiamo che l'elicottero sia già intervenuto. Insomma, nel corso di questa edizione di Focus TG vi terremo informati. Abbiamo parlato proprio in apertura degli incendi che stanno martoriando la Marca trevigiana. Adesso insomma questo episodio lo ricordiamo a Stoccareddo, che è nella zona di Gallio, quindi sull'altopiano. Chiudiamo però la parentesi dedicata al turismo, alla ripresa anche delle attività. Perché? Perché dopo 2 anni lunghi, faticosi, lo sappiamo, di pandemia, torna la fiera mercato dell'olivo, torna quindi in zona la possibilità di andare a frequentare, a visitare questa mostra mercato. Il settore dell'olio è sicuramente propositivo, si dice in crescita dopo le difficoltà della passata stagione, quindi ci spostiamo adesso a Pove del Grappa, proprio dove si terrà questa manifestazione, e facciamo un piccolo bilancio. I rincari dell'energia, il costo delle materie prime, la guerra in Ucraina stanno mettendo in seria difficoltà l'agricoltura. Anche il settore olivicolo e oleario, fiore all'occhiello della pedemontana bassanese, sta attraversando questo momento difficile e il rischio è quello dell'aumento dei prezzi dell'olio.
Mi auguro che possa essere più contenuto possibile, perché non solo il settore olivicolo ma anche le famiglie sono in vera difficoltà. Sta aumentando tutto anche per loro. Quando aumenti i trasporti, quando aumenti il gas e l'illuminazione, di riflesso il pane e tutto il resto, stanno aumentando le farine, sta aumentando tutto, quindi ci auguriamo di contenerlo nell'interesse delle famiglie. Intanto, con l'arrivo della bella stagione e il miglioramento della situazione pandemica, il settore guarda con fiducia all'olio turismo come opportunità per promuovere il paesaggio e il prodotto in un mix indissolubile che lega la cultura dell'olio all'identità della terra e della gente che lo produce. Io credo che oggi si possa, soprattutto per il settore dell'agricoltura, con l'olio turismo, con l'enoturismo, con i B&B che aprono, con le varie attività che avvicinano i consumatori, le famiglie ai locali di produzione, ma anche nelle stesse fattorie dove possono visitare e portare i bambini. Credo che questo possa essere un aiuto per i produttori, quindi unire la produzione alla presentazione, alla vendita in loco, a chilometro proprio meno di zero. E proprio in quest'ottica, dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid, torna a Pove la Fiera Mercato dell'Olivo, giunta alla sua 39esima edizione. L'attesa manifestazione nella Conca degli Ulivi è in programma per il 10 aprile. E ora qualche minuto di pubblicità, ma ci vediamo tra poco con ancora tantissime news dal territorio. (13:02), Sharon, rieccoci in diretta. Saremo in diretta fino alle 13:30 per tenervi aggiornati su quello che succede in Veneto. Adesso apriamo, Sharon, una parentesi dedicata all'emergenza umanitaria, insomma, all'arrivo dei profughi ucraini nel nostro territorio, e quella che vi stiamo per raccontare adesso è una storia incredibile, Sharon. È una storia di una mamma che ha vissuto sulla sua pelle il dramma della guerra e nei giorni scorsi questa giovane mamma con il suo bambino di 10 mesi, pensate, è riuscita ad arrivare a Venezia fra mille difficoltà, mille peripezie. Vediamo insieme. Ha ancora le lacrime agli occhi ed è visibilmente scossa Alina quando la incontriamo al Lido di Venezia. La giovane mamma è arrivata poche ore fa grazie all'aiuto di alcuni amici veneziani in laguna, in salvo dalla guerra e dalla città assediata di Leopoli, con in braccio Dimitri, il suo bambino di appena 10 mesi compiuti oggi. La donna, accompagnata dal marito, che poi non ha potuto espatriare con lei, in quanto tutti gli uomini non possono lasciare la propria nazione in tempo di guerra, è arrivata fino alla frontiera ungherese di Chop. Qui è salita su un treno gratuito per Budapest, dove ha trovato ad attendere a puntuale un amico di sempre, imprenditore, che da Cavallino Treporti è partito appositamente per andare a prenderla e portarla a Venezia. 1500 km alla guida per far ricongiungere Alina alla madre che vive e lavora in laguna da tempo. È preoccupata per la parte di famiglia che ha lasciato in Ucraina? Spera che possano raggiungervi anche loro? Sì, certo. E spera che possano raggiungervi? Вони сюди не зможуть приїхати, бо нас не пускають чоловіків. Lei dice che loro non possono venire perché uomini devono restare lì a combattere. Per Vladi, che per uno scherzo del destino ha lo stesso nome del dittatore russo che gli ha fatto da autista per affetto e amicizia ed è da 20 anni in Italia perfettamente integrato, missione compiuta con gioia. Un messaggio importante: l'amicizia e la solidarietà superano la guerra. Lei è arrivata perché c'è sua mamma che lavora qui a Venezia, per quello, per essere vicina. E come noi conosciamoci da anni e anni, per quello sono andato anche io a prendere lì. C'era un treno gratuito per quelli che sono poveretti scappati da Ucraina, con bambini tutti quanti, fino a Budapest, e dopo da Budapest ho preso io, ho portato di qua. Loro sono organizzati con volontari tutti quanti per dare cibo da bere, medicina. Andato e ritorno 1500. 1500. E hai dovuto superare porti di blocco, frontiere? Sì, non ci sono frontiere, tutta Unione Europea, non ci sono frontiere.
Parliamo ora di un'altra emergenza, l'emergenza ambientale. Il mare Adriatico è una delle zone del Mediterraneo con più concentrazione di rifiuti di plastica ed è stata presentata a Padova una piattaforma all'avanguardia per appunto ripulire il mare da questi rifiuti. Vediamo. Si chiama Hive X, Alveare X, un prototipo sperimentale di piattaforma che, sfruttando le correnti del fiume, raccoglie i rifiuti prima che inquinino il mare. Progetto di un team tedesco che da anni sviluppa tecnologie di pulizia dei corsi d'acqua. La piattaforma è stata posizionata per la prima volta in Italia alla centrale idroelettrica di Voltabarozzo sul fiume Bacchiglione a Padova. Sappiamo che il tema della plastica nei mari e negli oceani è un tema drammatico e dobbiamo agire anche a partire dai dati e a partire dal nostro territorio. Vedete questi moduli che andranno ad intrappolare la plastica e i rifiuti che arrivano, che poi verranno in qualche modo proprio contabilizzati e monitorati nel tipo di frazione e tramite il comune ovviamente smaltiti correttamente. Si parla molto di come smaltire la plastica, ora è l'innovazione tecnologica a venire in aiuto ai comuni e alle aziende con la pulitura dei corsi d'acqua. L'esperimento con la Hive X durerà circa 3 mesi. I volontari di Lega Ambiente avranno il compito di pesare e contare i rifiuti, portarli al riciclo, esclusi quelli vegetali. Il volontariato ambientale, ad esempio, ha fatto e comunque la sensibilizzazione dei cittadini ha fatto molti passi in avanti negli ultimi anni. Le aree verdi sono pulite, sono abbastanza più pulite, ci sono molte associazioni che si danno da fare. I rifiuti in acqua sono sempre un po' più difficili ovviamente da raggiungere e quindi bene che esistano nuovi strumenti. Secondo lei un giorno potremmo vederne più di uno allora di questi alveari? Beh, se funziona sì, perché no? E Sharon, proprio poco fa abbiamo parlato dell'Ucraina, dei profughi in arrivo, vi abbiamo mostrato e raccontato una storia bellissima, molto toccante. Toccante è anche questa immagine che ci arriva proprio in diretta. Poco fa, pochi minuti fa, Piazza degli Scacchi a Marostica. Guardate che flash mob, che immagine suggestiva, insomma, la bandiera dell'Ucraina ricreata da tutti gli studenti delle scuole di Marostica, dal nido alle materne, la scuola primaria, secondaria, un'iniziativa che ha visto il benestare e la partecipazione anche dell'amministrazione comunale. Insomma, vedere queste immagini con tanti bambini che chiedono la pace, che chiedono, insomma... È importante, Alex, soprattutto sì, vederlo fatto da ragazzi così giovani, appunto, sì, anche per educare in qualche maniera la sensibilità di questi momenti. Assolutamente. E a proposito di educazione, mentre ringraziamo la regia Fabio Verin per essere sempre pronto a darci il suo supporto con video e immagini, dicevamo, a proposito di educazione, ci spostiamo adesso, rimaniamo nelle scuole, a parlare però di un'altra iniziativa importante, quella per contrastare il cyberbullismo e il bullismo. Spiegare ai figli, sì, che il telefono può essere uno strumento molto utile, ma anche di guidarlo a un uso responsabile e fissare delle regole. È il consiglio che il magistrato Luca Villa, presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, rivolge ai genitori, ma sono i ragazzi, quelli della scuola media di Crocetta del Montello, che ha incontrato per parlare di bullismo e cyberbullismo, insieme ai colleghi Alberto Nobili, procuratore aggiunto a Milano, e Matteo Campagnaro, sostituto procuratore a Pordenone. Il bullismo c'è sempre stato, chi è più anziano ricorda che si leggeva a cuore l'episodio di Franti, che era il classico bullo che picchiava e così via. Il cyberbullismo è un fenomeno nuovo che però fa danni che magari fisicamente sembrano inferiori, ma che invece psicologicamente che hanno delle potenzialità molto più gravi rispetto alle antiche forme del bullismo. Anche in una comunità come quella di Crocetta si sono dovuti affrontare casi di questo genere. Qualche volta qualcosa c'è stato, niente di preoccupante, però è un indice, bisogna così focalizzarsi su quei problemi. Penso che le famiglie, anche se attrezzate, comunque se possibile diamo loro un supporto. Come in tutte le comunità scolastiche succedono purtroppo episodi di infrazioni disciplinari che toccano gli aspetti del bullismo e del cyberbullismo, talvolta in forma più lieve, talvolta in forma più rilevante, e li gestiamo secondo quelle che sono le procedure. Insomma, è sempre fondamentale in questi casi riuscire a creare un'alleanza educativa tra scuola e
i genitori. Quello che noi possiamo fare, e ogni giorno lo facciamo, è quello di creare più progetti possibili che siano a sostegno di questi ragazzi, che insomma diano aiuti concreti in quello che può essere lo stare insieme, trovare dei momenti aggregativi e formativi allo stesso tempo. A promuovere l'incontro l'Academy Calcio Crocetta con il suo presidente, l'ex calciatore Abdellah Boudouma. È una bella cosa, è una bella iniziativa, aspetto che si ripeterà anche l'anno prossimo e ci tengo tanto a riprenderla, perché per me lo sport è educazione. E ci spostiamo a Castelfranco, al Teatro Accademia, dove è stato presentato un progetto per le donne, Io per lei, nato dall'impegno di Protection for Kids. Il primo progetto interamente dedicato alle donne che fanno bene ad altre donne si chiama Io per lei ed ha già ricevuto il patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Regione del Veneto e del Comune di Castelfranco, che ne sosterrà la progettualità. Nato grazie all'associazione Protection for Kids, ONG nata nel 2019, che in queste ore si è attivata anche per raccogliere fondi a sostegno del popolo ucraino, promuovendo una raccolta di beni che ha visto proprio in Castelfranco il fulcro principale. Nel 2020 l'associazione ha ricevuto decine di segnalazioni da parte di donne vittime di cyberbullismo o di reati legati alla condivisione di loro immagini sul web. Ci troviamo a fianco di questa preziosa iniziativa che andremo a supportare e che deve essere un'iniziativa che partirà da ora, ma che avrà un percorso che ci vedrà come commissione lavorare fortemente su questa tematica, una tematica che deve essere una tematica che deve sensibilizzare il nostro territorio, ahimè, su un problema che comunque è un problema purtroppo sempre presente. Accanto ad Anna Chiara Sarto, anche Alessia Masina di Anna Perin. Il primo obiettivo: creare una rete di donne e fare formazione attraverso un percorso di 6 incontri basati sulla condivisione. L'ONG, che ha come missione quella del contrasto della tratta dei minori e della pedopornografia, con Io per lei ha allargato il mandato anche alle ragazze vittime di tratta in Nepal, con l'intenzione di sostenere a livello economico il centro di Cuori, che dà protezione alle ragazze per un altro anno. E come vi avevamo promesso, arrivano gli aggiornamenti sull'incendio che si è propagato nella zona di Stoccareddo Gallio. Siamo in altopiano. Un incendio che è divampato all'ora di pranzo nella zona boschiva a nord di Stoccareddo, a un centinaio di metri dall'area abitata del paese. Sul posto sono giunti un'autopompa e un mezzo ausiliario dei vigili del fuoco del distaccamento di Asiago. Si tratterebbe di un incendio di proporzioni importanti. Le operazioni di circoscrizione e spegnimento delle fiamme sono chiaramente tuttora in corso, vedono interessate una zona difficile da raggiungere per i mezzi, delimitata per lo più da sterpaglie. Indiscrezioni che filtrano sembrano attribuire all'incendio un'origine dolosa. Comunque vi teniamo aggiornati nel corso dell'edizione. Direi di spostarci a Vicenza, Alex. Ci spostiamo a per Vicenza. il momento, perché è stato appunto approvato per il 2023 il bilancio di provincia e non sono mancate le sorprese. Vediamo. Approvato il bilancio della provincia di Vicenza per il 2022 e si conferma sano nonostante il difficile momento che stiamo vivendo. Le principali entrate tributarie restano l'imposta sulle assicurazioni RC Auto e l'imposta provinciale di trascrizione, che valgono circa 56 milioni all'anno. Un bilancio positivo che aiuterà su più fronti l'attività al servizio dei cittadini. Sia per quanto riguarda la capacità di sostenere con le risorse pubbliche gli investimenti, è previsto un piano nei prossimi 3 anni di 85 milioni di investimenti in lavori, in opere pubbliche, che naturalmente è la somma di una serie di interventi che vengono fatti. Dentro ci sono anche circa 44 milioni di risorse che provengono da altri livelli dello Stato. D'altra parte il Ministero preleverà dalle imposte raccolte dalla provincia circa 21 milioni all'anno, come disposto dalla legge. Un bilancio che comunque potrà aiutare la provincia sia per quanto riguarda le opere pubbliche che i servizi ai cittadini. E poi ci sono i debiti, che sono in sensibile diminuzione e non sono previsti nuovi mutui, quindi continueranno a scendere. Nel 2020 i debiti ammontavano a 37 milioni di euro, nel 2024 saranno circa 22 milioni, un calo di oltre 15 milioni. Un altro dato interessante, accanto a quello degli investimenti, riguarda anche la progressiva diminuzione del debito,
che attualmente vede un'esposizione della provincia per circa 33 milioni e che nei prossimi anni calerà prima a 29 poi a 21 nel 2024. Altro dato interessante riguarda le opere pubbliche. Nel 2022 sono previsti 85 milioni di euro di opere pubbliche sul territorio, tra quelle in avvio e quelle in esecuzione. A fare la parte del leone sono scuole e strade. La provincia infatti si occupa direttamente degli edifici scolastici che ospitano gli istituti superiori. Dal PNRR arriveranno più di 30 milioni e si apriranno molti interventi. Questo ci permette una grande rigenerazione del patrimonio scolastico, del patrimonio edilizio scolastico della provincia di Vicenza. Grossi interventi in quel di Valdagno, in quel di Schio, in quel di Nove, in quel di Bassano del Grappa, che vedrà, oltre alla realizzazione di un ampliamento dell'Istituto Parolini, anche la messa a norma in sicurezza antisismica delle officine meccaniche del Fermi e del De Fabris di Nove. E poi 12 milioni per la manutenzione delle scuole. Per certi interventi potranno agire in piena autonomia, semmai c'è forte preoccupazione per le bollette e i rincari dell'energia. Un po' di preoccupazione quest'anno ce l'abbille per le utenze, perché grande è il rincaro che tutti noi stiamo vivendo, anche come famiglie lo sappiamo, ma anche le imprese. La provincia, che deve pagare le utenze di tutte le oltre 45 sedi scolastiche superiori sul nostro territorio, ha un aggravio non indifferente nei conti del bilancio. Ci spostiamo adesso, Sharon, a Padova, perché la politica padovana si accende su Piazza Insurrezione. Auto sì, auto no, un tema che sta infiammando la campagna elettorale. Il parcheggio di Piazza Insurrezione scuote la politica padovana. Per la domenica ecologica il parcheggio è rimasto per la prima volta chiuso per tutta la giornata e c'è chi vede in questa scelta una sorta di prova generale dell'amministrazione per togliere per sempre le auto da lì. Immediata la reazione polemica dell'ACC, l'Associazione Commercianti del Centro. Due scuole di pensiero contrapposte: chi vuole che rimanga un parcheggio perché ha necessità di una breve sosta in centro e chi invece vuole liberare la piazza dalle auto e riqualificarla. Due scuole diverse. I commercianti, per esempio, vogliono che rimanga come parcheggio, che in alternativa venga aperto quello alla Prandina. È lunedì mattina, attorno alle 9, questa è la situazione. Piazza Insurrezione è un parcheggio, deve rimanere parcheggio finché non si realizzerà un altro grande parcheggio alle porte dei centri storici, come avviene in tutte le città d'Italia, e non solo d'Italia, anche d'Europa. Cioè noi dobbiamo consentire alle persone che vogliono accedere al centro storico di poter parcheggiare in tranquillità. C'è una demonizzazione ancora una volta dell'auto, che è per antonomasia il mezzo ancora più utilizzato per il trasporto. Chiudere il parcheggio in Piazza Insurrezione senza prima aver realizzato 800.000 posti auto alla Prandina. Questo è inaccettabile, l'abbiamo detto, e se dovesse essere così siamo pronti a scatenare l'inferno. La risposta dell'amministrazione è chiara: nessuna chiusura a breve di Piazza Insurrezione, ma comunque l'idea è quella di rivitalizzarla il più possibile. Attualmente noi non prevediamo di chiudere Piazza Insurrezione, però dobbiamo dire che quella è una piazza, architettonicamente ha anche un suo fascino e pensiamo che possa essere valorizzata in maniera diversa. A qualche centinaio di metri stiamo per aprire un nuovo parcheggio interrato che prima era privato, adesso diventa pubblico, e una piazza per gli eventi forse a Padova serve. È un bel posto e noi ci vogliamo portare più gente possibile. Piazza Insurrezione, i suoi posti auto, l'area Prandina, un tema è evidente che sta già scaldando la campagna elettorale e che rischia di diventare terreno di scontro politico. E sul tema dei parcheggi di Piazza Insurrezione vediamo che cosa ne pensano i cittadini padovani. Togliere le auto del tutto, cosa ne pensa? Una stupidaggine, secondo me. È l'unico parcheggio che rimane. O fanno un altro parcheggio, un silo da qualche parte, altrimenti qui è l'unica possibilità di avere un parcheggio per qualcuno che ha qualche emergenza, ovviamente. Sarei d'accordo anch'io di togliere, dovrebbero fare un garage sotterraneo, ecco, per risolvere il problema del parcheggio in centro. E perché toglierle da qui? Perché qua credo che in centro stia meglio un'area a verde, qualsiasi cosa, ma non un parcheggio. Però un'alternativa ci vuole. E certo, l'alternativa sarebbe un garage sotterraneo. Comodo per chi magari ha una commissione veloce da fare in centro? Sì, certo, perché essendo il centro storico chiuso al traffico lo trovo relativamente comodo, soprattutto per quelli che vengono da fuori Padova. Anche se costa un po' di più? Sì,
anche se costa un po' di più certamente. Qui fame di posti auto ce n'è sempre, per cui anche per chi viene in centro è un'opportunità. Se non c'è modo di trovare l'alternativa, io credo che debbano essere lasciate. Non sono assolutamente d'accordo nel togliere il parcheggio, perché già a Padova ce ne sono troppo pochi, oltretutto sono anche troppo cari, e se andiamo a togliere anche questo, già il centro sta morendo, ma questo se ne accorge chiunque, basta che andiate a vedervi anche tutti i negozi che sono là, ma quelli come tanti altri. E se andiamo a togliere anche questi parcheggi qua, la gente dovrà mettere la macchina. Per la questione ecologica il problema sono le macchine un po' in generale, cioè il parcheggio non credo farà tanta differenza se lo tolgo. E perché le vuole togliere? Dove parcheggiamo se veniamo a Padova? E cosa facciamo? E voi venite da fuori? Esatto, noi che veniamo fuori dobbiamo usufruire anche della Camera di Commercio qui oppure l'INPS, come facciamo a parcheggiare? Almeno un servizio utile, visto che non si può parcheggiare da nessuna parte. Quindi non è così inquinante come si dice metterle qui? Inquinante, magari si può limitare anche con il discorso delle targhe alterne come c'era una volta e adesso invece è sparito anche questo discorso, ma si può trovare altre soluzioni invece di togliere il parcheggio. Se togliamo tutti i parcheggi dove andiamo? Padova muore. Insomma, da Padova adesso ci spostiamo a Venezia, parliamo di musica, parliamo di arte e di cultura, perché la Fenice di Venezia, Sharon, diventa palcoscenico per i giovani talenti della musica classica italiana. Vediamo. In un teatro simbolo della lirica in Italia e quindi nel mondo come la Fenice di Venezia hanno inevitabilmente esordito anche musicisti destinati ad entrare nella storia. Un precedente di buon auspicio ora che le sale apolline del teatro sono pronti ad accogliere la 4ª stagione di Musica con le ali per offrire un'opportunità di crescita professionale e di visibilità a giovani musicisti che saranno impegnati in concerti di alto livello artistico. È una stagione importante di musica da camera che nasce da una bella collaborazione, è un bel esempio di collaborazione fra impresa e istituzione per la cultura. Un progetto di patronaggio artistico che potrà sfociare anche nella realizzazione di incisioni discografiche. Quindi un'attività che comprende anche una stagione concertistica, ma che mira soprattutto a mettere in risalto e a dare visibilità ai migliori giovani musicisti, che spesso in alcuni dei nostri concerti si esibiscono insieme a musicisti affermati. In calendario ci sono 8 appuntamenti, tutti programmati di giovedì alle 18, con tariffe particolarmente contenute e ulteriori vantaggi per i residenti del comune e nella città metropolitana di Venezia e per gli studenti. Se noi investiamo sui giovani, se noi investiamo sui talenti che abbiamo nel nostro paese, alla fine noi investiamo sul nostro futuro e credo che sia importante che tutti noi aderiamo a questo progetto. E a proposito di cultura, parliamo ora di biblioteche, in questo caso quelle vicentine, perché Vicenza si conferma essere la provincia del Veneto con maggior numero di prestiti effettuati. La pandemia, si sa, ha avuto tra i pochi riflessi positivi quello di stimolare alla lettura. La rete delle biblioteche vicentine chiude con numeri positivi il secondo anno, contraddistinto dalle difficoltà imposte dall'emergenza sanitaria, come accessi limitati, servizi solo su prenotazione. E Vicenza si conferma la provincia del Veneto con il maggior numero di prestiti effettuati. Durante la pandemia ha letto di più? Beh sì, come un po' tutti penso. Che cosa ha letto? Allora, io sono affascinata da uno scrittore francese che si occupa di psicologia, perché è un po' il mio mondo, ecco. Fanno parte della rete delle biblioteche 106 biblioteche di 91 comuni vicentini. Contano oltre 205.000 utenti che sono in costante aumento. Nel 2021 ci sono stati 6.674 nuovi iscritti. Rispetto al 2020, nel 2021 sono stati presi a prestito il 17% di libri in più. Tra maschi e femmine non c'è dubbio, le grandi lettrici sono le donne, che rappresentano il 75% dei lettori. Quanto all'età, in vetta ci sono gli adulti tra i 36 e i 60 anni, al secondo posto gli over 60, dagli over agli under, al terzo posto c'è la fascia 0-18 che paga l'impossibilità per i piccolissimi di andare in biblioteca a scegliere libri giocando. Avventura, romantici, un po' di tutto. Mi piacciono i romanzi, quelli belli, d'amore e tutto, però io preferisco il cartaceo. A me il suono della carta quando sfoglia, anche l'odore stesso del libro è tutta un'altra cosa.
Resiste la voglia di tenere in mano un libro di carta, respirarne il profumo, sentire il rumore delle pagine mentre si sfogliano, ma il lockdown ha portato a un incremento anche della lettura digitale, sfiorando i 40.000 prestiti di ebook e superando le 200.000 consultazioni dell'edicola digitale. Io più che il libro digitale ascolto tanto Audible, ascolto questa cosa qua, perché mi permette di ascoltare e allo stesso tempo lavorare. Quindi faccio già un lavoro che devo tanto controllare con gli occhi e la sera non mi piace leggere, però ascoltare mi piace tanto. E da Vicenza ci spostiamo a Treviso perché sono stati presentati i progetti e le mostre del Museo Salce. Come direttore di un museo che ha 2 sedi si tratta di pensare a creare un programma che possa essere un progetto di mostre per entrambe le sedi. Chiaramente questa volta saranno diversificate, non più come con quella di Renato Casaro, che è stata invece una mostra unica per le 2 sedi, e fa pianificare i progetti futuri. Laurea in lettera alla Ca' Foscari e una lunga collaborazione con la sezione didattica della Soprintendenza ai beni artistici e storici. Un ricco curriculum, quello di Elisabetta Pasqualin, la nuova direttrice del Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso. Probabilmente qui avremo per un periodo avremo una mostra dedicata proprio alla collezione Salce, e in autunno avremo invece una mostra dedicata a una mostra monografica, per cui dedicata a un artista del primi del Novecento. Mentre a Santa Margherita, dove adesso c'è appunto la grande esposizione di Renato Casaro, anche lì avremo una mostra dedicata alla bicicletta declinata in tutte le sue forme. Un incarico prestigioso che vede la nuova direttrice potenziare e qualificare il Salce, consentendo al museo un salto di qualità attraverso diverse esposizioni sia per la chiesa di San Gaetano che per il Santa Margherita, in modo da aumentare l'attrattività del museo. Un appunto viene fatto nei confronti della chiesa di San Gaetano. È una chiesa medievale che è stata poi rimaneggiata nel Rinascimento e in realtà c'è una parte che è dietro appunto l'abside che è ancora da restaurare, che nasconde anche lacerti medievali, che nasconde parti estremamente interessanti e curiose. Il mio sogno sarebbe veramente quella di restaurarla e di riportarla alla luce. E tra i segreti nascosti in questi ambienti sopravvivono monumenti storici e capolavori cinquecenteschi. C'è anche quella bellissima tomba rinascimentale di Ludovico Marcello, priore appunto di questa chiesa, che ha voluto farsi seppellire lì accanto alla propria chiesa, che ha sempre amato moltissimo. E allora Sharon, siamo in chiusura, sono le 13:28, diamo ancora un rapido sguardo al bollettino di Azienda Zero, il report che fotografa l'andamento della curva epidemiologica in Veneto. Per chi insomma avesse acceso il televisore un po' più tardi, diamo questo aggiornamento. Il delta dei casi positivi rispetto alle ultime 24 ore fa segnare quasi 2000, lo vedete qui, 1938, quasi 2000 nuovi positivi in Veneto. Il numero degli attualmente positivi in regione supera i 66.301. È chiaro che per onestà intellettuale va ribadito che questo report, questo bollettino va preso sempre un po' con le pinze, perché insomma sono dati che non sono completi, essendoci di mezzo il weekend. Già da domani insomma avremo una fotografia più realistica, più concreta, più completa di quello che è l'andamento effettivo dell'epidemia in Veneto. Andiamo avanti, scorriamo veloci queste tabelle che oramai tutti voi avete, ahimè, imparato a leggere. Ebbene, 19 le nuove ospedalizzazioni nelle ultime 24 ore, 19 ricoveri in terapia non intensiva e una nuova terapia intensiva, 4 i decessi nelle ultime appunto 24 ore. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG. Sharon, ci vediamo domani. Appuntamento a domani. A domani.